Ok, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi sono in compagnia dell'Efrem e stiamo andando in avanscoperta a Bassano del Grappa. Dove siamo? Siamo nella piazza Libertà. La nostra visita a Bassano comincia con il Museo della Grande Guerra, perché prima, quando stavamo arrivando in macchina, abbiamo telefonato per sapere se c'era un biglietto da pagare. Il biglietto viene 5 euro a persona, ridotto 3 euro. E ci hanno avvisato che alle 16 ci sarà uno storico che racconterà appunto i pezzi che ci sono dentro al museo, e quindi vogliamo fare prima quello, visto che sono le 3:20, 3:35. 3:35. Ci dirigiamo prima lì e guardiamo un attimo il ponte e poi facciamo la visita guidata con lo storico, dopodiché giriamo il resto della città. Ora stiamo attraversando il ponte di Bassano, un ponte molto famoso per il quale c'è anche una canzone che passa sopra il Brenta. Adesso è dal dottore perché tutto il peso che ha gravato in questi anni sulle fondamenta in legno lentamente sta cedendo. Il ponte di Bassano dal dottore, tra l'altro quello è il ponte vecchio. In fondo abbiamo il ponte nuovo. Allora, ci eravamo leggermente sbagliati sul museo che stavamo andando a vedere. Quello che intendevo io era il Museo della Grande Guerra. C'ero stata ancora 3, 4, forse 5 anni fa con mia mamma, e qui il biglietto costa 1,50 € e mi era piaciuto moltissimo questo museo, solo che adesso è chiuso per colpa del Covid, problemi di sanificazione eccetera, quindi lo tengono ancora chiuso. Quello che abbiamo telefonato era il museo Hemingway, sempre sulla Grande Guerra, però tratta principalmente di Hemingway, che è questo scrittore che ha vissuto qui a Bassano. Tra l'altro il barista a cui ho chiesto informazioni mi ha detto che questo signore viveva con suo nonno nella villa che è a 20 minuti da qua, guidavano insieme le ambulanze durante la Grande Guerra, e adesso questo museo è dedicato a lui. È quel museo che costa 5 euro intero e 3 euro ridotto, e in quel museo alle 16, cioè adesso, fanno la spiegazione con lo storico. Abbiamo optato che non ci andiamo, però sappiate che esiste, è questo qua. Adesso ci dirigiamo in quella direzione, lungo l'argine, per fare qualche ripresa carina, e poi ci dirigiamo in quell'altra direzione, Castello degli Ezzelini. E quindi alla natura, siamo poco sotto al Castello degli Ezzelini, panorama mozzafiato. Prima mi sono dimenticata di dirvi che in quella direzione lì c'è, adesso abbiamo il ponte alle spalle, quindi prima noi eravamo dall'altra parte,
quando vi ho parlato del museo di Hemingway, da lì parte l'Alta Via del Tabacco. Lì c'è Valsagna, da dove proviene il fiume Brenta, e sempre lì si immette al suo interno il fiume più corto d'Europa, il fiume Oliero. Tra l'altro, se ci passate ci sono anche delle bellissime grotte da visitare in barchetta. Benvenuti al castello degli Ezzelini. Papà, i carraresi sono stati qua. No! Facciamo prima tornare indietro. Va bene. Stiamo cercando di entrare nel parco ragazzi del 99, ma abbiamo miseramente fallito nel trovare l'ingresso. Abbiamo fatto su e giù per niente ed eravamo davanti all'entrata e non ce ne siamo accorti. Vabbè. Oh! Efrem! E quindi? C'è la fontanella in questo parco, un plus. Se avete dei problemi di mobilità, Bassano non fa molto per voi. Non venite mai a Bassano coi tacchi. Vero, Mondo? Oddio. Passaggio stretto. Bene. Molto stretto. No. Quasi come la cala più stretta di Venezia. Quasi. No.
che a destra c'era un altro rigonfiamento e non capisco cosa fosse. Ci dirigiamo verso questa chiesa. Dov'è? Questa chiesa qui. Facciamo la visita di quella chiesa, poi ci dirigiamo verso la macchina. Nel caso in cui abbiate sete, c'è una fontanella subito fuori dall'ingresso della torre. Male però a chiudere con lo scotch. Vi metteremo dei... C'è anche questo da andare a vedere. Prima delle 18. No, siamo in ritardo di mezz'ora. Bene, siamo sulla strada di prima, da Bassano è tutto. Bassano di solito è abbinata alla visita di Marostica, solo che oggi non siamo riusciti, non avevamo abbastanza tempo per farle tutte e due. Vi rilascio il link qua in descrizione o qua da qualche parte per andare a vedere Marostica, anche perché ci hanno detto che adesso il castello superiore è chiuso per restauro, quindi non possiamo neanche entrare per farvi vedere il panorama, e quindi vi rilascio questo video qua da andare a vedere. Per quanto riguarda i parcheggi invece, a Bassano ci sono dei parcheggi in centro storico ma sono a pagamento. Noi abbiamo parcheggiato la macchina in una stradina secondaria, ne trovate tantissime, basta essere insomma un po' furbi. C'è il parcheggio del parco dei ragazzi del 99. Ah sì, è vero. Che è nella Busa, la chiamano, di Bassano. E lì c'è parcheggio gratuito, dovrete fare una bella salita però, perché saranno quanto? 15-20 metri di salita da fare. Sì. Quindi preparatevi, c'è tanto da camminare. Alla prossima.